Amici di Sportisili, siamo qui pronti per commentare la 12ª giornata del campionato di eccellenza. Tra le note dell'inno di casa entrano le due formazioni Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo. Una sfida che si prospetta incredibile, la classifica parla da sola, primo posto per gli ospiti con ben 27 punti totalizzati, 21, dunque 6 in meno per la Don Carlo Misilmeri, che oggi però ha una grandissima occasione di avvicinarsi sempre di più alla vetta contro la capolista, perché sono 21 i punti, quarto posto, insomma i presupposti per fare una grande parità ci sono tutti. Completo bianco-rosso per i padroni di casa, nero invece per l'Athletic. Due formazioni che al momento sono il miglior attacco e il secondo miglior attacco, dunque da questo punto di vista sicuramente ci faranno tanto divertire. Per quanto riguarda invece la difesa, l'Athletic è anche la migliore in questo momento con soltanto 6 gol subiti. Torniamo però all'attacco, perché sono 25 quelli gol fatti dall'Athletic, 21 invece, così come i punti, quelli della Don Carlo Misilmeri. Intanto subito delle novità per mister Tommaso Napoli, l'infortunio di Gomez Ricciulli, oggi assente, invece dalla porta, per la porta invece vediamo Zoom scelto, consentito invece con una maschera, un po' alla Victor Osimhen, dopo gli ultimi colpi ricevuti. Nel frattempo poi le scelte sono sempre le solite, quelle di mister Napoli. L'unica novità potrebbe essere in attacco Salvatore Gambino, ma anche Francesco Longo, oltre chiaramente Alessio Zummo, tre pali. D'altra parte invece l'Athletic in attacco, le scelte sono quelle, le conoscevamo anche alla vigilia, ovvero Leone Spinola e Nicolas Micoli. Questo è il 94 il secondo, 91 il primo. Dietro le punte dovrebbe giocare invece il grande ex della sfida, che è Piero Concialdi. Nel frattempo noi vi mostriamo il risultato, poi ricordiamo come invece il cronometro inizierà a girare nell'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Vediamo infatti subito i due capitani. Da un lato abbiamo il numero 4 Floro Valenza, classe 95, un altro centrocampista, ovvero Stefano Cerniglia, sempre classe 94, numero 8 della formazione di casa. Si sistemano intanto i due club e il primo pallone dovrebbe essere, anzi senza dovrebbe, è del Don Carlo Misilmeri, che batterà con capitano Cerniglia, lui che è lo specialista dei calci di rigore. Vediamo largo Francesco Longo qui con la 18 proprio sotto la nostra postazione. Fischietto del signor Ruggero Alessi della sezione di Palermo. A completare invece Antonio Lumia, e tanto inizia anche il match. E invece l'altro è Filippo Sanz Cannella, la sede di Caltanissetta, palla subito in avanti con l'aggancio, mi sembra di subito cercare una conclusione, poi Longo la carezza, la mette giù con l'esterno, cerca Tripoli, appena anticipato da Sangare, poi conclusione di Cerniglia, subito ad impegnare il portiere, poi palla dentro e Crivello mette una pezza e Valenza allontana come può Cerniglia, le finte, Concialdi non la tocca con il braccio per il signor Alessi che era molto vicina, ma dopo appena 20 secondi abbiamo subito avuto un miracolo di Romano e una grande conclusione di Cerniglia. Insomma, la partita è iniziata subito con il botto, perché non vogliono lasciare nulla al caso nessuna delle due formazioni, ma l'atteggiamento del Misilmeri al momento è ottimo. Cerniglia va giù, calcio di punizione, occhiataccia per Spinola. Concialdi prende il pallone per spezzare un attimino il ritmo. Nel frattempo mister Napoli inizia a macinare chilometri nella sua area tecnica. Sappiamo che è un allenatore sanguigno, per utilizzare un termine, un allenatore che cerca sempre di dare quell'atteggiamento giusto alla squadra, che al momento sembra essere quello corretto. Andrà Romano a battere, traversone non perfetto, Concialdi di fatti allontana, poi Cerniglia è l'ultimo uomo vicino a lui, vediamo Lavardera, ma preferisce tornare da Alessio Zummo. CG torna tra i pali, rilancio lungo del portiere verso Longo, viene chiuso da Giuliano, poi Longo forse ottiene anche un calcio d'angolo e difatti ottiene proprio questo su Zalazar. È stata una buonissima giocata per il giovane Longo, ricordiamo esterno classe 2007, uno dei giovani interessanti di questa formazione. C'è anche Gambino tra questi che gioca lì davanti. Calcio d'angolo, testa svetta più in alto per l'Athletic, con la palla viene allontanata, Concialdi la controlla dopo il passaggio del compagno e fa scattare Spinola, è veloce alle 10, c'è la sovrapposizione, arriva adesso, poi non lo ferma e poi ottimo l'intervento Ivan Lavardera, che qui si sostituisce
a un difensore praticamente, facendo un intervento incredibile. Sarà quindi rimessa laterale perché la Pardera è riuscito anche a farla sbattere i suoi avversari. Insomma, da lì ha ottenuto il massimo la Pardera, più di questo ovviamente non poteva fare. Nel frattempo vediamo come si sistema anche l'Athletic con Giuliano e Crivello centrali, poi vediamo invece Zalazar e Torres come terzini. Dovrebbe essere questo l'atteggiamento dell'Athletic. Davanti a difesa invece Capitan Valenza con Sangaré e Concialdi. C'è anche Bongiovanni in realtà. E dunque no, si è messa a 5 l'Athletic, almeno in fase difensiva, con Concialdi, quindi deve essere forse un 5-2-1-2 dovrebbe essere, però con Concialdi che fa il trequartista, Sangaré invece con Valenza a centrocampo, Bongiovanni a destra, invece come braccetti di destra e sinistra vediamo Torres e a sinistra Giuliano, centrale invece c'è Crivello, Romano, palla in verticale verso Tripoli. Romano invece è molto bravo perché lascia sfuggire questo pallone. Dicevamo, Zalazar invece gioca come terzino sinistro, a destra invece Bongiovanni, che però non sono terzini ma sono più che altro esterni. Nel frattempo Romano è rimasto a terra, non abbiamo capito il motivo. Nel frattempo ricordiamo anche un po' le squalifiche, perché in casa Athletic Club mancano giocatori importanti come Prezzabile, un centrocampista di inserimento molto molto bravo anche in zona gol. Manca anche Mazzotta, insomma un giocatore che come palmarès e come curriculum sicuramente presenta tantissima Serie B, Crotone, Palermo, per citarne alcune, anche Catania in Serie C nelle passate stagioni. Poi manca anche il tecnico, ovvero Filippo Raciti. Difatti in panchina siede Massimo Tutrone. È ancora a terra Romano, ci auguriamo che sia tutto ok per il portiere. Ha fatto già un incredibile intervento sul tiro di Cerniglia, che aveva presa anche molto molto bene con un destro. Nel frattempo si accendono le luci e dunque migliora ancora di più l'atmosfera qui, che però andate incontro anche alla pioggia, e chissà questo non possa essere una di quelle chiavi di lettura per questo match. Campo pesante e qui le seconde palle possono veramente tanto fare la differenza. L'Athletic non è partito bene, poi sicuramente meglio il Don Carlo Misilmeri con questo primo tiro. Nel frattempo Romano va lungo, di testa salta lungo, molto bravo contro Zalazar, poi Tripoli, non c'è nulla, Giuliano e poi tocca Cerniglia, quasi un passaggio verso Tripoli, viene chiuso però da Roberto Crivello che torna da Romano. Vediamo se va lungo, fa così, Concialdi viene scavalcato dal pallone, Longo la controlla, va sul destro, Concialdi lo chiude e poi l'ultimo tocco è del giocatore in maglia bianco-rossa e dunque rimessa con le mani che mister Napoli concede subito a Zalazar. Nel frattempo il signor Alessi dice al mister Napoli di rimanere seduto. Zalazar mette giù come può Spinola, la controlla con il petto, molto elegante, qui palla al piede, aggira Longo, grande giocata e poi fermato da Cerniglia. Cerca poi Capozzucchi di uscirne fuori come può, Longo a terra, si continua a giocare, partita molto maschia. In avanti ancora Micoli, allarga Spinola, rientra sul destro, non si fa saltare Romano, che è un osso durissimo. Concialdi, poi sì che c'è il calcio di punizione. Non fischia mai, raga! Occhio che non fischia mai! Abbiamo già notato invece subito mister Napoli qui con sempre il suo grande atteggiamento da condottiero, ma invece abbiamo anche evidenziato come il direttore di gara, il signor Alessi della sezione di Palermo, un arbitro che fa giocare. Dunque ci immaginiamo tanti contrasti a centrocampo, anche sulla tre quarti, che potrebbero di fatti non spezzettare il gioco. Al momento in questi primi 6 minuti e 40 secondi abbiamo visto questo. Nel frattempo è rimasto giù Romano. Ci auguriamo che sia ancora una volta tutto ok. Nel frattempo la pioggia sembrerebbe essere terminata, noi ci auguriamo anche questo, chiaramente per la buona riuscita del match. Nel frattempo calcio di punizione, andrà il portiere Zummo che andrà corto, ci aspettavamo lungo ma non è così. Cosentino, che nel frattempo si è anche levato la maschera, l'ha tenuta fino all'ingresso, poi
Adesso invece è tornato come sempre Capozzucchi. Zummo, si sente tanto la voce del portiere. Muzzo si ferma. Ricordiamo l'ultima sfida da parte di entrambe le formazioni, con il Don Carlo Misilmeri che ha perso in trasferta contro un ottimo Accademia Trapani, risultato di 3-2. Ed invece l'Athletic ha vinto in casa, soffrendo tanto in realtà, contro la Parmonval. 1-0 il risultato. Nel frattempo sarà rimessa con le mani, con Bongiovanni che cerca un compagno ma non trova nessuno. Si avvicina a Valenza, però è scortato anche dalla Vardera che è lì pronto ad intervenire. Difatti Bongiovanni saggiamente si appoggia da Roberto Crivello, anche lui come Mazzotta ha una grandissima esperienza, anche di Gaudio in realtà, che però è in panchina. Per Crivello, Palermo, Spezia, Frosinone, insomma, ha fatto veramente tanto calcio. Promozione dalla Serie B alla Serie A con la maglia del Frosinone, poi la rinascita del Palermo, Serie D vinta, poi C vinta con i playoff, con il mister Baldini in panchina. Quella grande rincorsa che poi ha portato il Palermo in Serie B, dove tuttora milita. Nel frattempo con le mani andrà Capozzucchi. Si allontana Longo, vediamo se si appoggia da Costantino, però ci sono sia Spinola che Micoli pronti a intervenire. Palla lunga, sotto dal pallone Salazar, poi di testa Cerniglia. Crivello va in anticipo, la controlla, poi alza a campanile, non benissimo in questo caso, poi cerca di controllare Longo mettendo in difficoltà i compagni. Sangare, palla lunga, Costantino in anticipo, di testa rischia tanto, ma è anche veloce Zummo perché c'è con i tempi giusti e dunque salva tutto. Poi una battuta quasi da bullying per Zummo. La Vardera, lancio preciso, poi Crivello mette giù il pallone per Tripoli, insomma un osso duro da superare. Sangare, Valenza, Concialdi, gioca bene a un tocco qui l'Athletic, rientra sul mancino, poi apre verso Spinola che lascia scorrere il pallone, sbaglia tutto perché Longo è pronto a intervenire, lascia su Capozzucchi. Romano, non c'è veramente un momento di sosta, grande palla di Romano, la Vardera la controlla però con un braccio, qualche dubbio forse qui, non sembrava essere controllata col braccio, o meglio sembrava forse che il tocco ci sia stato ma con il braccio attaccato al corpo, al fianco, per essere più precisi, però bisogna riguardare le immagini per essere sicuri. Roberto Crivello con il destro apre su compagno Concialdi dopo il passaggio sbagliato di Salazar, poi si autolancia Tripoli, è veloce, punta, c'è anche Spinola che aiuta Crivello, poi Crivello tocca dopo anche il raddoppio del compagno e non getta via neppure il pallone. Qui ottima la chiusura, lo getta invece adesso l'Athletic. Cerniglia, nel frattempo non si sta vedendo molto Luigi Mendola, lui che invece deve essere quel centrocampista capace di trovare anche degli inserimenti senza palla. Lo vediamo invece un po' pensare all'aspetto difensivo e sicuramente non sbaglia però, perché l'Athletic ha una formazione offensiva piuttosto importante, poi sulle fasce si lavora tanto bene al momento con Longo ma anche con la Vardera, soprattutto il 18 in realtà lo vediamo abbastanza concentrato. Pochi palloni giocati anche per Salvatore Gambino, numero 11, veramente pochissimi, un po' di più invece Tripoli, ma la gara è iniziata soltanto da 11 minuti, dunque ce ne sono tanti altri ancora da vivere in tutte le proprie emozioni. Nel frattempo Capozzucchi di testa preciso verso Gambino e qui Giuliano Dai Totò. Lascia lui. lascia la rimessa a Salazar direttamente da Crivello, è lui che imposta come sempre con i calzettoni tagliati all'altezza del polpaccio, una cosa che ha sempre fatto. Il numero 31 che avanza, nel frattempo ricomincia a piovere anche qui a Misilmeri, palla in verticale, ottima, va giù, ma non c'è nulla nel contatto possibile tra la Vardera, poi Zummo manda anche a quel paese, diciamo, Bongiovanni che chiedeva un calcio di rigore. Zummo con la sua esperienza dice continua a giocare, non c'è nulla. Longo cerca una palla su Gambino che corre, ma Giuliano taglia la strada e anche per Gambino un duello con Giuliano molto duro.
che Giuliano è un giocatore comunque rapido e Gambino quindi da quel punto di vista deve forse fare valere un po' di più il fisico. Crivello, ecco Giuliano, avanza con il sinistro, prova un pallone al centro, ottimo controllato da Micoli, buon lavoro, con l'esterno si appoggia, poi Mendola contrasta benissimo su Spinola, i due si cercano tantissimo, questa volta vengono fermati, poi Giuliano su Pierino Concialdi che rientra bene, poi cerca il traverso sul secondo palo, Zummo è attentissimo qui, anche un portiere molto strutturato e con grande esperienza, con grande personalità, infatti poi ha provato a fare ripartire i suoi immediatamente, non ha tolto nessuno, però Zummo queste cose le deve fare. Crivello, palla su Giuliano che fa un velo geniale verso Concialdi, l'ex di giornata, scivolata poi di Cerniglia. E qui vediamo la squadra di Napoli che è veramente concentratissima. Basta guardare tutti negli occhi per capire che oggi non è una partita come le altre. Oggi si gioca contro la capolista e una vittoria oggi potrebbe veramente riaprire tutto. Palla intanto in verticale verso Selazar che la controlla, poi trova il traversone, però il campo è anche terminato. Rimessa quindi con Zummo, nel frattempo la pioggia continua a smettere in questo caso, quindi viene la pioggia, poi smette, insomma condizioni non eccezionali dal punto di vista climatico. Romano, vertice basso, riceve il pallone e poi gestisce verso sinistra con Mendola che torna dietro da Muzzo e adesso Costantino. Anche per lui come Crivello e Mazzotta, esperienza al Palermo. Concialdi si ferma Giuliano, apre Concialdi molto bene su Spinola, rientra sul destro, poi Longo la tiene pure in campo e forse qui poteva anche non spazzarla Longo perché poteva in realtà partire sulla velocità, aveva il campo. Sali! Stefano! Prenditi il 4, Stefano! Gambino! Sali, cazzo! Sarà rimessa con le mani. Andrà Santiago Salazar con una rimessa lunga, buca qui Capozzucchi, poi Micoli cerca un traversone, lo trova a destra, allontana ancora Mendola, molto bene in fase difensiva, non si è visto tanto in attacco, però credo sia una questione di tempo. Buon Giovanni riesce comunque a controllarla, Mendola al passaggio, non funziona, Gambino ancora una volta un po' di rimpalli, un pizzico di fortuna per l'Atletico che riesce a controllarla. Valenza cambia gioco benissimo, aggancio spettacolare di Spinola che trova il traversone, Costantino di testa allontana, Zummo se l'era forse anche chiamata però. Poi Cerniglia esce benissimo con tanta personalità, con i muscoli, poi apre verso Tripoli, va incontro Giuliano che ferma tutto, poi Longo, fallo fischiato dal signor Alessi. Intervento irregolare di Gambino. Longo! Provo a usare la testa! Se lui è qua, trova la profondità, cazzo! Andrà sul punto di battuta Simone Giuliano con il Tripoli che dice deve essere battuta leggermente più indietro, ma il signor Alessi fa battere, dunque dice ok, va bene anche lì. Torres, pochi palloni toccati per il braccetto di destra. Crivello, Giuliano va al centro, Concialdi sempre molto rapido qui a girarsi, infatti trova ancora Torres, c'è vicino a lui Sangare, anche per lui pochi palloni, palla imbucata, la controlla Spino, anzi Miccoli va giù, calcio di punizione. Questa può essere un'occasione molto importante per l'Athletic. Con questo calcio piazzato, vediamo chi va. Valenza potrebbe essere una soluzione. Santiago! Santiago! Tempo regge di spalle, cazzo! Al tempo mister Napoli un po' prende col suo giocatore. C'è di temporeggiare, non affondare immediatamente il tackle. Effettivamente ha ragione mister Napoli qui. È stata data infatti una punizione molto pericolosa al minuto 17 con Valenza sul punto di battuta, però attenzione c'è anche Concialdi. Sulle punte! Piccoli bassi sulle punte! Sulle punte! Ci sono ben 4 uomini in barriera, con la Bardera addirittura a fare da quinto, però leggermente più indietro. C'è anche Longo quasi, quindi una barriera
fatta da 4 persone che potrebbero diventare 6, Sulle insomma. punte! Va Valenza, palla che passa con il braccio di Tripoli ed è calcio di rigore per l'Athletic Club Palermo. E Spinola si è preso già il pallone, qui troppo vistoso il tocco con il gomito da parte di Tripoli. Non protesta neppure il Don Carlo Misilmeri. Poi Zummo qui a disturbare Giuliano che si va a prendere il pallone con forza. C'è anche Valenza, c'è soprattutto Spinola che potrebbe portare in vantaggio i suoi con questo calcio di rigore. Zummo è un portiere molto alto. Nel frattempo c'è tanto silenzio anche in campo, si rumoreggia tra il pubblico. E Zummo qua è chiamato al momento probabilmente più difficile fino a questo momento della stagione. Affronta Spinola dagli 11 metri. Rincorsa piuttosto corta del 10 contro Zummo. Va Spinola, va forte, centrale, non troppo, e trova il gol dello 0-1. La sblocca dunque l'Athletic Club Palermo. Aveva iniziato sicuramente meglio la squadra di casa, poi è venuta fuori anche tutta la qualità dell'Athletic Club Palermo, che non se l'è fatto ripetere 2 volte. Si è prima preso un calcio di punizione e da lì un calcio di rigore ancora più ghiotto. Spinola chiaramente non sbaglia mai e fa il gol dello 0-1 dopo 20 minuti circa. Dall'inizio della partita la gara si è sbloccata. Nel frattempo c'è qualche movimento in panchina perché Costantino è molto dolorante. Qui lo vediamo infatti claudicante. È molto infortunato. Gambino, poi Cernia chiede di mettere fuori il pallone. Poi Cernia a parlare con Concialdi. Con Concialdi che dice sì, la palla è qui, però Costantino fa un segnale di stiramento, di fibre muscolari che si sono allungate in maniera eccessiva. C'è infatti un cambio con dentro il giovane Aiello per Costantino. Questa è una bruttissima notizia però per il Don Carlo Misilmeri, che già sta rinunciando a Ricciolli, che forse è il giocatore più pericoloso lì davanti. Adesso deve rinunciare però anche al difensore. Qui 25 con Crivello. Dai, Abbi. Qui Costantino dice ho sentito tirare. E Aiello viene caricato da Capozocchi, che giocherà come centrale di questa difesa a 3. Invece Aiello laterale e si andrà a prendere subito Spinola. Insomma, non un duello facile. Potremmo vedere se l'Atletic restituirà il pallone. Pensiamo di sì, però in realtà è stato un errore di Gambino. Infatti non lo restituisce perché non è stato messo fuori da Don Carlo Misilmeri, ma è stato un errore da parte di Gambino in questo caso. Aiello tocca il suo primo pallone, è freddo, non si è riscaldato. Vediamo come impatterà la partita. Qui Longo allontana a cercare la velocità di Tripoli. C'è però il duo formato da Torres e Crivello che scorta il pallone direttamente dalle braccia di Romano, che ha fatto già, ricordiamo, un grande intervento dopo soltanto 20 secondi, che poteva indirizzare la partita sicuramente in un modo del tutto differente. Adesso con un calcio di rigore l'infortunio di Costantino è veramente complicata per Don Carlo Misilmeri, che però ha un grande potenziale e non deve mollare. Pallone lungo, cercare la testa di Miccoli, non è un controllo positivo. Aiello va lungo. Gambino, Longo, i 3 giovani di questa squadra. Romano, lo toccano tutti, poi Longo al centro, Concialdi con il tacco. Valenza si gira, Miccoli molto bene. Torres cerca il secondo palo, ci stava quasi per arrivare Salazar, ma Longo Dai ragazzi, dai Stefano, dai nettamente Peppe! in anticipo. Lavardera taglia verso il centro, Sangaré, e qui commette fallo. Aveva anche segnato Spinola.
però era effettivamente un fallo piuttosto evidente, con Sangaré che ha fatto valere sì il fisico ma in maniera eccessiva. Nel calcio di punizione Romano, battuta corta, palla al centro, Cerniglia, rilancio benissimo su Lavardera che può puntare l'uomo, perde forse qualche tempo di gioco, adesso alza la sfera per Longo, palla molto complicata, effettivamente non la può prendere. Nel frattempo si è alzato dalla panchina anche Locascio, che potrebbe essere una soluzione gara in corso, magari per Don Carlo Misime. Al momento sembrerebbe non effettuare il riscaldamento, però è alzato, quindi magari sta cercando la concentrazione per poi fare il suo ingresso. Giocatore classe 96 che potrebbe subentrare. Giuliano, buono qui Aiello che si presenta bene al match, testa di Valenza, poi allunga Spinola, Micoli la controlla, se ne va sulla velocità, poi Capozzucchi lo sfida, Aiello è scivolata, buonissimo qui il suo intervento, si vede anche una porzione di applausi da parte del pubblico. È entrato bene il giovane classe 2007, non è mai facile entrare in una gara del genere anche a freddo, Aiello al momento ha fatto un buon contrasto. Poi Salazar guadagna tutto il tempo possibile per fare passare il tempo, arrivati quasi al 24esimo di gioco, siamo ormai alla metà del primo tempo, una gara molto bella con Cialdi, poi Salazar la controlla decisamente male. Dai raga, dai Silvio! Dai Totò! Dai Ciccio! Rimessa un po' rivedibile, Capozzucchi, ancora Aiello centrale, cosa c'è? Fallo di Spinola, molto dolorante qui. Mendola, Lavardera, rientra ancora Mendola sulla velocità, punta l'uomo, non riesce a saltarlo, buon lavoro da parte di Valenza. Rimessa a terra Aiello, si è rialzato, sembrava potesse esserci in realtà un intervento irregolare, è stato un po' scomposto Spinola, però tutto ok. Andrà con le mani Lavardera, alza il pallone di testa, poi la allontana come può Bongiovanni, poi con Cialdi, Romano, Cerniglia, apre con il mancino su Lavardera, gancio felpato con la suola, se la giusta, destro-sinistro, rientra sul destro, può calciare! E la traversa di Lavardera, che cosa stava combinando? E poi gli applausi di Mister Napoli. Dai Capo! Dai Peppe! Stava per fare un gol fantasmagorico qui. Ivane Lavardera era rientrato prima con la suola, poi sinistro, destro e tiro sul palo lontano. Romano era fermo, non poteva fare veramente nulla qui. E si allontana dopo anche un buon palleggio con la spalla addirittura Romano. Poi Sangare mette una pezza lì dove può. Lo fa anche molto bene Spinola. Aiello. Poi lo scontro tra Aiello e Spinola, e non è la prima volta che i due si scontrano fisicamente. Testa di Capozzucchi, Spinola ancora, dice il primo dribbling, il secondo no, poi Sangare, Valenza con Cialdi. Adesso i ritmi si sono veramente alzati, si gioca tanto sulla grinta, sull'atteggiamento, sulla voglia di vincere questo match. Al momento, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi, è 0-1 il risultato, con il gol di Spinola sul calcio di rigore. Poi la controlla, ma già in out Salazar. Rimessa lunga, Tripoli, la tocca a Giuliano, poi con adesso Valenza, Salazar e adesso Romano la controlla sempre con tanta qualità, però questa volta getta via il pallone con troppa fretta. Qui Romano forse doveva fare qualcosa in più. Romano ha il pallone tra i piedi, chiedo scusa. Giuliano la controlla con il suo sinistro, adesso chiama anche Crivello che vuole forse far ragionare i suoi, perché Misimeri è in partita e lo ha dimostrato con la Vardera, ma qui in questo caso un pizzico di sfortuna veramente a dirgli di no, perché è stato un tiro incredibile alla prima vera occasione di Lavardera di questa partita. Longo non ci arriva, la palla molto complicata qui a tagliare il campo. Nel frattempo Capozzucchi dice
a Romano, vai un po' più avanti. Poi Romano nel frattempo portiere in questo caso dell'Athletic Club Palermo, con esperienza, anche con un pizzico di malizia, giusto così nel calcio. Guadagna dei secondi. Romano, Poi nel frattempo forse anche Romano non sta bene. Insomma, è un po' una situazione molto sfortunata per il Misilmeri, perché non c'è Ricciolli, ha perso Costantino e adesso anche Romano non sta bene. Insomma, per Mister Napoli un po' troppi cerotti adesso. Filongo allontana il pallone anche tanto. Ed è dunque rimessa tra la zona offensiva per l'Athletic, con Salazar che va al centro, testa Aiello, è entrato bene in partita, ricordiamo. Poi Longo, ed è qui tutta la qualità e la voglia di giocare di Longo, perché guadagna la rimessa. Anche per lui un inizio ottimo in questi 28 di gioco. A tempo viene invitato Adelfio per andare a prendere quel pallone. Dai Totò, dai tutti, oh, dai Gigio! Aiello poi lascia lì la battuta a Capozzucchi, che andrà sicuramente lungo per cercare una spizzata di testa, forse per Gambino. Si avvicina anche Tripoli in realtà con Concialdi. La controlla bene Tripoli, poi Romano, sembra tutto ok per il 4 che cambia gioco per la Vardera, la controlla con il petto, va verso l'interno, poi scivola nel momento forse più importante, Concialdi su Cerniglia, si continua, Sangaré, Concialdi ancora. Poi a terra Tripoli e Salazar, anzi Romano, non Tripoli. Crivello sta parlando con Cerniglia, non si erano capiti forse i due. Ed ecco anche il nuovo cambio di Leonardo Messina al posto di Romano, che non può continuare. È veramente una situazione incredibile per il Misilmeri, che dopo Costantino deve fare a meno anche di Romano. Insomma, oggi mancano 3 titolarissimi. Tanti giovani poi in campo. Il Romano qui è molto dolorante. Non abbiamo capito se è un problema di natura muscolare. Sembra di sì, però. Dai, vai. Si prende anche gli applausi. Sta partita, dai, oh! Al minuto 29 il secondo cambio dopo il primo per Costantino. Romano va a lungo a cercare la testa che arriva di Micoli, poi Aiello, Cerniglia allunga sul Longo, palla in verticale. Va bene, dai, era giusto il movimento di Longo. Tripoli, con Crivello che invece aveva tagliato bene. Valenza, poi Torres, palla ancora in campo, Sangare la controlla, si gira bene qui e poi con il destro apre dalle parti di giro che guarda i compagni in mezzo, prova un traversone, chiude sulla diagonale come può Muzzo, poi di testa Spinola la mette giù, si chiede un tocco con il braccio, non per il signor Alessi. Sangare, Dai! il velo, Muzzo, poi palla che rimane lì con personalità. Aiello prova a portarla fuori, c'è riuscito. Poi Sangare, in maniera irregolare su Capitan Cerniglia, dice di no, però sembra effettivamente piuttosto evidente. La Vardera, Giochiamola! palla in verticale, la Vardera è sempre tanto veloce, trova il traversone dentro Crivella, allontana, palla che rimane lì e Mendola ha sparato alle stelle, ma devono provare. Dai che ci siamo, ragazzi, dai che ci siamo! Che solo così si può rientrare in partita.
Dai Gigi, dai va! Andrà con la rimessa lunga Romano, facendo i compagni di salire tutti, alzare il baricentro per giocare sulle seconde palle. Testa da parte di Nicoli, palla lontana, Capozzucchi che si abbraccia addirittura con Congialdi. Valenza, Crivello torna sempre Tito, non rischia mai Crivello, questa è anche esperienza da parte del 31 che la controlla dopo un pallone difficile di Romano e si appoggia nuovamente al portiere. Pallone lungo, testa, va in cielo qui. Poi c'è un duello con fallo. C'è detto contrario. Fallo dell'Athletic con Nicoli che è rimasto a terra. Si è rialzato adesso Capozzucchi, tutto ok, adesso per lui è un ruolo diverso, lui che gioca solitamente come braccetto di destra deve fare invece il baluardo, il centrale in questa linea 3 disegnata dal tecnico Tommaso Napoli. Al momento però sta giocando molto molto bene. Qui si concede anche un piccolo dribbling, poi su Congialdi secondo, che qualità, e qui allontana anche il pallone, Spinola. È fallo ed è giallo per Spinola. È il terzo che fa! Intervento molto duro su Capozzucchi. Sentire! È il terzo! Signor Alessi qui a colloquio con Cerniglia. È il terzo fallo ma anche che con fa! Valenza. Stai calmo, 10. A tempo Capozzucchi dice di continuare a giocare. Qui tanta personalità da parte del 5. Sta calcio di punizione quindi con Cerniglia che accorcia, infatti si prende anche il pallone. Una gara molto fisica, possiamo dire. Qui Spinola ha fatto un brutto fallo effettivamente. Capozzucchi, Muzzo, finta, non sa cosa fare, torna dietro da Zummo. Non un'idea sbagliata sicuramente. C'è largo Mendola, si va però da Lavardera, c'è la sovrapposizione dell'ex Palermo. Muzzo chiama il pallone a Iello che infatti viene invitato adesso, palla un po' in mezzo, tra Longo col tacco, era un'idea giusta, infatti ci arriva Iello, invece non ci arriva. Con la rimessa che infatti biancorossa, veloce verso Longo, la controlla Cerniglia, cambia tutto su Lavardera che la controlla, è forse l'uomo più cercato dai suoi. Lavardera trova il traversone, allontana in testa Torres come può e la mette lontano, però Misimeri sta cercando di rientrare in partita. Muzzo, poi la sponda provata da Gambino. È una gara un po' sfortunata, un po' difficile per Gambino perché i palloni sono pochi e quei pochi che arrivano però non riesce sempre a controllarli. Dietro chiaramente c'ha dei difensori di assoluto livello. Anche Tripoli un po' in difficoltà. Poi Mendola, murato sul momento più bello. Longo sponda verso Cerniglia, prende l'altezza delle coste con Cialdi che infatti ha accusato un po' la botta. Sta toccando difatti il fianco sinistro. Capozzucchi torna dietro da Muzzo, c'è anche Messina vicino, ma si preferisce andare da Aiello. Con il destro sbaglia tutto, Salazar di testa, vede il numero 9 Micoli qui avanzare, un po' in ombra il 9 in realtà oggi. Lavardera ruba l'ennesimo pallone, è sicuramente il migliore in campo delle Don Carlo Misilmeri, Ivan Lavardera. Deciso, 19, più deciso deve essere.
Se li mangiano così corte, cazzo! Deve essere più Non sono deciso. stupidi, sono bravi, cazzo, dai! Capozzucchi, Cerniglia, c'è largo Aiello, riceve il pallone adesso, vediamo cosa fa, cerca il passaggio, Concialdi chiude e lo Cascio da raccattapalle praticamente. Aiello, Tripoli anticipato, palla che si alza, Spinola, lotta, tutto ok, Aiello apre verso Tripoli, era giusta l'idea, però Tripoli era anche marcato bene dalla difesa e Romano guadagna come sempre qualche secondo e poi becca anche il pallone. Duro, 19, deve essere più duro. Lungo Romano, minuto 38 di gioco. Salta davanti, salta! Non manca molto alla fine del primo tempo, la controlla Micoli Maestri, soprattutto Capozzucchi a toccarla per ultimo. Poi Cerniglia, forse c'è fallo di Micoli e infatti è così, poi si mette davanti per non farlo battere. Ammaniscilo! Si mette lì davanti! Abito, non è Cerniglia, lui che si leva dai coglioni! Nel frattempo calcio di battuta rapidamente con Muzzo adesso su Mendola, c'è che il passaggio non funziona, la partita tocca anche questo pallone, poi l'ha sporcato Torres e Concialdi apre con il suo sinistro verso Micoli, che però il pallone non può arrivare da lui perché è un campo un po' complicato, la palla scivola un po', insomma non è facile riuscire a controllare bene. Muzzo, adesso vediamo quasi un Mendola esterno con la Vardera praticamente in attacco come adesso quasi sulla tre quarti, palla in verticale verso Tripoli, però pizzicato in posizione di offside. Sarà quindi calcio di punizione per l'Athletic. Romano andrà sicuramente lungo, anche se però c'è Giuliano che ha fatto un cenno. No, Romano andrà lungo. Minuto 39. Mancano poco più di 5 minuti, poi qualcosina da recuperare, forse per il rigore. Colpo di testa. Zummo. Allungati, Longo, allungati! Aiello, il dribbling su Concialdi e qui Aiello fa un buon lavoro e c'è anche fallo. Muzzo, Mendola, Messina si fa trovare bene tra le linee, poi dietro da Capozzucchi adesso Aiello, Concialdi bene che a intercettare Adelfio come sempre a recuperare il pallone. Longo torna dietro, Aiello ancora Longo, le finte, fa un buon lavoro qui, poi rientra, ma ottima la chiusura di Giuliano. Andrà Longo con le mani, rimessa lunga, cercare il colpo di Aiello direttamente verso la porta, ma direttamente anche tra le braccia di Romano che va giù. Minuto 41, mancano 4 alla fine del primo tempo. Romano guadagna diverso tempo, adesso va su Giuliano, poi anche la dirigenza, lo staff di Mister Napoli a dire ai giocatori pressiamo un po' perché la palla era quasi andato lui a marcare Giuliano. Crivello, Torres, palla lungolinea su Bongiovanni che va incontro. Romano, lancio lungo, testa poi di Bongiovanni, regalata a Muzzo che va da Zummo. Aiello, pallone un po' complicato, infatti Zummo lo svirgola un po'. Poi Longo nel duello con Salazar riesce comunque a tenerla lì. Poi il 20 la riconquista, Longo ancora lotta su tutti i palloni, non riesce però.
Sangaré torna dietro con l'esterno, Torres, c'è Crivello al centro largo invece Giuliano, ma si ritorna da Capitan Valenza. Ma andato incontro qui Micoli, palla non sbagliata, però non si sono capiti i due perché lui stava andando incontro, invece la palla andava sulla verticale, quindi non facilissima. Capozzucchi. Cerniglia. Chi va? Vieni dentro! Muoviamoci! Capozzucchi. Aiello. No, sbaglia qui il passaggio. Concialdi. Valenza in mezzo a due, riesce comunque a scaricare il pallone. Aiello torna dietro da Capozzucchi, palla che rimbalza più volte sul terreno di gioco. Poi Sangaré allunga questo pallone dalle parti di Spinola che la controlla, viene recuperato da Muzzo, poi è molto veloce sul destro, può calciare! E Zummo mette lì Guantoni, che parata del portiere! Era andato anche molto bene sulla velocità il numero 10. Attaccate al pezzo la preventiva! Preventiva! Minuto 44, manca un minuto alla fine del primo tempo. Qualcosina da recuperare sicuramente ci sarà per il calcio di rigore. Marcature! Marcature! La mette sul primo! Tra Valenza con il suo sinistro salgono un po' tutti, rimangono Crivello e Concialdi invece per un eventuale contropiede. Concialdi invece sale adesso. È uno schema proprio per Concialdi col mancino. Si era coordinato bene ma non l'ha presa in maniera perfetta. Questi giovani, questi. Zummo. Sangaré. Concialdi. Danza sul pallone Giuliano. Tra in Concialdi un appoggio sicuro. Spinola, Concialdi entra dentro, può calciare col mancino, viene murato dal buon lavoro, poi Zummo va in presa con Spinola che anche già ammonito, ha rischiato un po' in realtà. Ancora giù Zummo. Minuto 45, adesso bisogna capire l'entità. Ancora a terra Zummo. Nel frattempo si dissetano Aiello e Longo. Quest'ultimo sta facendo una grande partita sull'out di destra, buonissimo lavoro, non consentendo anche a Salazar di salire con continuità. Una buona gara da parte delle giovanissime classe 2007. E Zummo adesso si è ripreso e va subito lungo per Gambino, anticipa di Torres, poi mette giù Messina, scivolata Concialdi, ruba il pallone. Bongiovanni, Torres allontana come può, palla che viene bucata da Mendola, poi esce sulla marcatura in anticipo Muzzo che però è più veloce di Sangaré e va da Zummo. Ma che brivido qui. La Vardera non la tocca, palla su Gambino che la difende, fallo di Torres. Buon lavoro da parte dell'11. Minuto 46, 31 secondi, siamo già nei minuti di recupero, non abbiamo capito quanto siano stati dati, però si continua a giocare. Aiello di prima Cerniglia, testa Valenza, poi Aiello lascia scorrere il pallone. Non manca molto. Poi Cerniglia, buon lavoro. Qui Valenza in maniera regolare, Concialdi verso
Micoli che con un tocco morbido è riuscito a saltare il suo avversario e Zummo va lunghissimo. E poi con questa azione fece anche il primo tempo dopo 47 minuti di gioco, 0-1 il risultato, decide il gol di Spinola. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo sul canale di Sportissimi il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo! Parto subito con la domanda un po' piccantina. Maggiore il rammarico per non averla chiusa o per aver preso gol su una ripartenza che poteva forse essere gestita meglio dai tuoi? Sicuramente doveva essere gestita meglio, però magari dopo il cambio abbiamo perso un po' dei riferimenti e quindi si è ritrovato solo, però era una partita da chiudere prima. Potevamo sbloccarla anche prima perché pronti via prendiamo un palo con Santi, abbiamo creato qualche occasione e loro una buona squadra che ha un buon palleggio, hanno creato anche loro e alla fine penso che il pareggio è giusto. Tra l'altro oggi per la prima volta abbiamo visto il tridente al gran completo al primo minuto. Che impressioni ha avuto anche in base al minutaggio che avevano ciascuno di loro? Santi rientrava, quindi era già deciso tra virgolette il minutaggio, però voglio menzionare la grande prova del capitano che è rientrato dopo un lungo stop, non era per niente al 100% e quindi lo spirito che voglio è questo, di giocatori che devono combattere prima di tutto quello che non abbiamo avuto tutti, e si è visto perché abbiamo subito delle azioni dove non ho visto voglia, quindi questa è la cosa che mi lascia più rammarico. Noi siamo una squadra che se non andiamo a 1000 diventiamo vulnerabili, quindi in settimana possiamo lavorare poco perché mercoledì abbiamo il recupero e quindi adesso da domani ci proiettiamo alla partita di mercoledì del recupero col Marinello. Riccardo Benante, pareggio acciuffato nel finale ma che comunque premia gli sforzi di una squadra che anche quando è andata sotto non ha mollato e ha continuato a giocare. Sì, come hai detto bene, non abbiamo mollato niente, anche oggi mi hanno fatto divertire perché non posso dire diversamente. Primo tempo di grandissima qualità, quindi siamo andati sotto purtroppo su un'ingenuità, ecco, contro queste squadre importanti quando sbagli ti fanno male. Però siamo stati bravi comunque a continuare a giocare, a crederci, dobbiamo chiudere nel primo tempo perché non puoi avere 4 palle gol davanti al portiere e sbagliare tanto. Quindi purtroppo sono cose che succedono, però mi va benissimo aver messo la firma prima della partita col sangue per un pareggio qui, squadra importante, quindi sono contento. Ecco, prosegue la corsa di una squadra che al netto di quello che si diceva all'inizio della stagione comunque è al netto del divertimento che stai vedendo ma che vedono quelli che vedono giocare la tua squadra, una squadra che comunque concretizza al di là di quello che è il tanto gioco creato. Ma io ti dico una cosa, io con loro ho un patto dal primo giorno di ritiro, i ragazzi sanno da subito che non hanno mai avuto una grossa stima da parte della gente, c'erano giocatori che non venivano a parte Nico a luglio perché io nelle bande non ci vengo e quindi i ragazzi lo sappiamo perché hanno sempre saputo questa situazione, ne abbiamo sempre parlato, chiesto loro di tirare fuori l'orgoglio perché per me è una squadra forte, una squadra che ha qualità, è una squadra che può fare grandi cose, ma se si rimane con un'umiltà, che è quella che state vedendo per ora in campo, e con la voglia di dimostrare qualcosa di bello. Ecco, per chiudere, riprendo uno stralcio della tua intervista post Castellammare di Coppa. Hai detto: ho tanti giovani, non so cosa aspettarmi, posso aspettarmi una partita ricca di errori, come è stato per esempio in quel caso, però una sensazione che si vede è che la squadra sbagli veramente poco rispetto all'inizio. Il merito da che parte sta? Il merito sta da parte loro, perché fare quello che vogliono non è facile, non è assolutamente facile. Cioè, io voglio il facile, ma giocare facile tante volte è difficile. E quindi cercare di giocarla sempre quando sei sotto pressione. Il 90% di loro non ci è abituato perché tanti di noi è una cosa che non vogliono, perché i risultati alla base di tutti quanti. A me il risultato non mi interessa niente, io devo andare in campo e mi devo divertire, quindi posso vincere, posso perdere, posso pareggiare, ma a me la qualità è quella che mi interessa, la qualità di un primo controllo, la qualità di un passaggio, di una corsa, e quello è il bello del calcio, anche perché avendo una squadra giovane, se io faccio fare loro questo è possibile che loro possano avere un futuro un domani. Se io gli dico di buttare la palla lunga perché mi interessa vincere il campionato, perché io spero di andare ad allenare l'Inter, a me non interessa. Abbiamo concesso parte del primo tempo agli avversari, a cui bisogna dare merito. Noi sì, abbiamo preso gol su un errore individuale, però non mi piace parlare di errori individuali in un contesto collettivo. In quel caso potevamo aiutare Mané meglio a uscire la palla da dietro e non prendere un gol evitabilissimo. E poi nel secondo tempo di fatto abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto
delle occasioni che non siamo riusciti a trasformare in rete, e quindi esce fuori questo 1-0 e bisogna fare i complimenti agli avversari. Uno dei meriti del Castellammare è che dispone di un blocco basso ben organizzato, difficile da scardinare, quindi ho cercato di dare fiducia che avrebbero trovato quelle occasioni da gol. Di fatto ci sono riusciti e non abbiamo subito quasi niente nel secondo tempo, se non un'occasione credo a fine gara, quando ci stavamo sbilanciando un attimino. Siamo riusciti ad avere quelle occasioni, non siamo riusciti a trasformarle, quindi è uscito fuori questo risultato. Man mano che passano le giornate, le partite sono più dure per tutti e tutte le gare sono chiaramente più complesse. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, il nostro calcio, tenendo in considerazione che l'aspetto emotivo sarà sempre più pesante, sempre più complesso. È un percorso difficile, però dobbiamo riuscire a portarlo a termine. Thomas è in ripresa, conto di averlo già in settimana aggregato con noi. Sidico in questo momento credo che uscirà dal Parco Rosa. È stata una partita difficile, non guardo il risultato, loro sono stati sempre in partita, quindi è stata una partita veramente molto tattica. Il primo tempo è finito 2-0, poi subito sono stati bravi nel secondo tempo a fare subito il 3-0 e il 4-0. Poi loro hanno utilizzato il portiere di movimento e questo un po' ci ha dovuto far cambiare un po' la nostra prospettiva della partita, però diciamo è andata bene. In casa, come vedete, i punti arrivano, adesso dobbiamo capire un po' cosa ci succede fuori casa, ancora ci stiamo lavorando, lo dobbiamo capire proprio prima possibile, perché il tempo stringe. Sarà l'atteggiamento, sarà l'atteggiamento, le prime fasi, non lo so, della partita, ancora ripeto, non sappiamo cosa significa adesso. Speriamo di trovare subito i meccanismi. Adesso c'è un derby col CUS, diciamo per me è fuori casa anche se è un derby, quindi speriamo bene. Gli obiettivi diciamo che erano alti, la classifica dice tutt'altro, quindi non dico che ci siamo ridimensionati, però per noi gli obiettivi rimangono sempre gli stessi. Poi se il campo dirà che non dobbiamo vincere il campionato, non dobbiamo fare i playoff, non vincere la Coppa, andare in Coppa, poi sarà sempre il campo a parlare, però per noi gli obiettivi sono sempre quelli di vincere. Era importante fare punti, anche perché è stata una settimana particolare, purtroppo il trend casa, trasferta, neanche noi riusciamo a capire qual è il problema, ma dobbiamo subito cambiare e già pensare a fare punti anche fuori casa, perché se in casa siamo ancora imbattuti, una squadra che vuole lottare, vuole provare a vincere il campionato, anche se adesso diventa difficile, però adesso rimane l'obiettivo arrivare soprattutto nei primi 4 posti, che significa Coppa Italia. Ha calciato veramente in una maniera violenta, anche un tiro ravvicinato e niente, è stata una botta incredibile, per fortuna nulla di grave. Comunque la Cirale dopo ci ha messo nel secondo tempo, giustamente, visto che stava perdendo 3-4-0 se non sbaglio, e quindi la tattica del portiere movimento stava per crearci qualche problema. Per fortuna dopo anche noi abbiamo fatto il quinto di movimento e abbiamo tenuto bene palla. Non è fatto segnare per un portiere, specialmente per i piedi che ho, questa vale tripla, non doppia. Quindi per fortuna la porta era libera e non ci ho pensato 2 volte a calciare. E fortunatamente l'ho presa benissimo e la palla si è infilata dentro la porta e lì veramente neanche io ci credevo. Questa settimana test difficilissimo contro il CUS, anche perché loro hanno l'obiettivo della salvezza e sono una squadra, ovviamente sono una buona squadra, li conosciamo bene. A casa loro sarà molto difficile, anche perché noi dobbiamo iniziare a fare anche punti fuori casa. Le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1, e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma
con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi, insomma Palermo è una città che mi affascina. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida che vede scendere in campo Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo. 0-1 per chi si fosse sintetizzato in questo istante. Dimostriamo che è il risultato, perché è giusto farlo. Il cronometro invece ricordiamo sempre che inizierà a passare nell'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Vediamo se c'è qualche cambio, sembra di no. Vediamo però. Al momento sembra esserci nessun cambio. C'è in realtà Locascio che è praticamente in campo però con la pettorina, quindi non è un vero e proprio cambio. Per l'Athletic invece sembra essere tutto come le abbiamo lasciati. Entra tra i pali Zummo, dall'altra parte Romano, Sangare in mezzo al campo, Bongiovanni a destra, insomma sì, nessun cambio. Adesso il primo tocco sarà per l'Athletic con Micoli, con Gambino pronto a partire subito in pressione, perché lo vediamo, messo praticamente lì. Inizia anche il secondo tempo, dunque, con il primo pallone dell'Athletic giocato da Valenza su Concialdi. Crivello. Non è precisissimo da parte dell'ex Frosinone. Poi Longo con tanta forza rilancia addosso al suo diretto avversario e Zummo poi la blocca. Mendola, buon lavoro con il destro, cerca un passaggio che non arriva, chiude Torres in anticipo, palla in verticale, Quemozzo benissimo su Micoli, lo ha attaccato subito e poi Micoli 3 volte con Messina che lo sradica molto molto bene. Di prima Gambino sul Longo che però non ci arriva, è anche difficile, ha girato soprattutto. Sali su, non ti schiacciare, lasciali lì che ci sono i difensori. Pedro, in sicurezza il gioco. La Giannosa! Poi mister Tutrone qui a dire qualcosa a Torres, dicendo di giocare forse con più sulla sicurezza. Zummo nel frattempo addomestica il pallone e rilancia, testa non ci arriva Cerniglia, la controlla come può, forse con la coscia Giuliano che dà la rimessa laterale. Mendola non ne trova però nessuno. Capozzucchi, Muzzo, anche un po' gestiti da Mendola che diceva dai qui il compagno, giochiamola qui. Lavardera cerca di lottare ma non riesce con Cavarbetari, recupera il pallone, poi Sangare, ci sono tanti contrasti. Lavardera e da dietro qui l'intervento da parte di Bongiovanni fa continuare per la signora Alessi. Cerniglia, regola del vantaggio. Vediamo se ci sarà il giallo. Mendola allarga bene dalle parti di Lavardera che punta a Bongiovanni, traversone sul secondo palo, sbuca Longo, poi palla lì Cerniglia, Concialdi allontana e Messina controlla decisamente male Concialdi, inseguito da Longo che però commette fallo.
Nel frattempo qui Crivello sgrida un po' il giovane Bongiovanni dicendo di velocizzare l'azione. Diciamo che Bongiovanni può soltanto ascoltare da Crivello, giocatore chiaramente con un passato in categorie più alte, Serie A, Serie B. Insomma, può soltanto prendere i consigli, chiaramente farne tesoro da un giocatore così. Tocca a Longo, poi Spinola, va bene incontro su Concialdi che alza la testa, il traversone, Muzzo allontana, poi anche Mendola. Sangre sembra in anticipo, la controlla sull'arrivo anche di Tripoli, poi getta il pallone in avanti. Brutta scelta da parte di Abdelkamir Sangare, numero 38. Mendola, pallone lungo, c'è lo scatto e la Vardera qui, Crivello fa una buonissima chiusura perché la Vardera poteva anche arrivarci, poi Messina in break, buon lavoro, Tripoli allarga il gioco per la Vardera, però c'è una posizione irregolare con bandierina alzata. Difatti calcio di punizione per l'Athletic, con Romano che va a prendersi questo pallone. Poi Tutrone qui a dare le indicazioni ai giocatori vicini, in particolare a Bongiovanni. Le finte di Giuliano. Crivello chiama calma. Romano, nuovamente Giuliano, c'è la pressione di Gambino, si ritorna però dal portiere, insomma vogliono un po' rallentare il ritmo e ci stanno riuscendo quei ragazzi ospiti. Palla lunga di testa, Spinola la tocca, ma direttamente da Zummo. Messina gioca bene il 13 da play davanti alla difesa, lui che ha sostituito Romano, sicuramente non è un giocatore semplice da sostituire. Rimessa laterale, poi giù Miccoli, giù anche Concialdi. Fallo però è stato sul secondo che ha fischiato il direttore di gara Alessi. Nel frattempo si riscalda Locascio, anche Sheriff che potrebbe fare il suo ingresso. Vediamo. Si è alzato però anche Roy Rodungia che invece entrerà in questo istante. Vediamo se Mister Napoli leverà un centrocampista per mettere un attaccante in più o se invece toglierà Gambino. E invece no, toglie Gambino, insomma scelta attaccante per attaccante. Attacca, sei quello che tieni palla e fa salire sulla squadra. A te attacca pure profondità. Fuori Gambino, dentro Rudongia. Gara complicata per Gambino, non ha ricevuto molti palloni, quei pochi arrivati però sono stati sempre chiusi dalla difesa, insomma non è positivissima la sua gara. Inizia invece quella di Rudongia che contro l'Accademia Trapani si è divorato un gol praticamente quasi fatto. Palla lunga, di testa allunga, ci prova Spinola e Zummo. Mendola. Vediamo se Rudongia oggi riuscirà a trovare questo gol che tanto cerca. La scorsa giornata, ricordiamo, abbiamo detto anche precedentemente, è stato molto vicino, ma non è stato freddo sotto porta. La Vardera. Rudongia la controlla bene, poi cerca un passaggio chiuso da Torres. Vediamo se la fisicità dell'attaccante potrà essere una soluzione per questo match.
Capozzucchi, il rilancio lunghissimo, testa di Torres sulle seconde palle, che alla meglio però quasi sempre l'Athletic. Addirittura con il petto Romano che poi perde tanti secondi. Romano con il pallone tra le braccia sceglie la soluzione Torres, pressione alta di Tripoli, lui va al centro, Muzzo la tocca e la intercetta, poi Valenza ancora una volta con tanta tranquillità, cambio di gioco tentato da Spinola, Longo ancora una volta con il petto a controllarla ma non in maniera corretta. Valenza, Sangare di prima, cerca di velocizzare ma sbaglia tutto perché Muzzo è attentissimo, poi la controlla Messina, adesso lascia su Capitan Cerniglia, allarga Longo, ha lo spazio per poter puntare la fascia, vediamo se lo fa, traversone, ottimo il cross, allontana Romano, poi Mendola la controlla con il sinistro e non se l'è sentita di calciare di prima qui Mendola. Ancora Longo, tiene il pallone, finta contro finta, va sul fondo, chiuso però dall'ottimo intervento di Zalazar ed è anche rimesso dal fondo. Longo si lamenta, chiedeva un ultimo tocco del 20, non è per il guardalini che era molto vicino all'azione in realtà. E Longo qui è uno dei più pericolosi, l'abbiamo detto anche nel primo tempo. Nel frattempo si è alzato alla panchina Antonio Di Gaudio, giocatore molto tecnico, potrebbe subentrare, in realtà tutti sono alzati dalla panchina, non avevamo notato in realtà, stanno scadendo tutti, c'è Matera ad esempio, anche Flores, così come tutto l'intero gruppo squadra. Spinola la controlla, spalla alla porta, sempre molto bene il 10 e apre su Zalazar, trova il traversone dentro, Capozzucchi però in spaccata lontana, Concioldi non ci arriva, Rudongia la tiene lì, poi cerca il passaggio, sbaglia ma trova la Vardera che manca il pallone, poi in mezzo a due non c'è nulla. La Vardera Cerniglia, avanza il capitano, servirebbe uno dei suoi calci piazzati per rientrare in partita, ce n'è già stato un rigore per l'Athletic, per il tocco con il gomito di Tripoli. Mendola riceve il pallone, può calciare, lo prova e Torres allontana, era anche partito bene questo tiro, era sicuramente diretto verso la porta, sembrava anche piuttosto centrale, però con un campo così non bisogna mai sottovalutare nulla. Mendola la riceve con il sinistro, sbaglia il tocco, poi lascia scorrere Messina perché c'è lì Capozzucchi. Cerniglia Zummo, Muzzo avanza con il destro, poi trova Tripoli, buono l'aggancio, si gira, inserito da Torres, poi Concialdi in anticipo ancora una volta, scivolata, poi Tripoli lotta, si continua per la regola del vantaggio. Micoli verso Spinola, fuori gioco nettissimo, aveva segnato un gol semplicissimo, però era nettamente in fuorigioco qui il numero 10. Poi molto arrabbiato mister Napoli, qui forse per il pallone perso a centrocampo. Cerniglia, Muzzo, c'è largo Mendola che la riceve in questo istante. Ecco Luigi Mendola, palla in verticale, giusta verso Tripoli, ma ancora una volta che lavoro di Torres, tra i migliori quest'oggi, poi che livello lascia scorrere. Però c'è un calcio di punizione. Oh, ma che cosa dici? Vatti, stai! Ti messo giù un giocatore. Sta rialzando adesso Bongiovanni. Nel frattempo Matera forse vicino al cambio. Sarà calcio di punizione con Torres, uno dei migliori oggi, Pedro Torres.
buonissima gara in difesa con Crivello e Giuliano. Hanno concesso poco, soltanto 2 occasioni però da fuori, con 2 episodi, un incrocio dei pali e una super parata del portiere. Quanto tempo stai perdendo? Sì, ma quanto tempo stai perdendo? Quanto tempo? Da Romano. Passetti e rilancio lungo da parte del portiere, cercare la testa di Micoli, che però non riesce a sovrastare il suo diretto avversario. Per Rudongia non trova il pallone. Sangare con l'esterno, con Cialdi, gioca molto semplice. Abdelkamir Sangare, che non sbaglia mai, è preciso, non rischia con passaggi troppo complicati, troppo articolati. Lui fa la scelta giusta, quella magari non bellissima dal punto di vista estetico, però sicuramente corretta. Poi aiuta tanto nel raddoppio. Allunga verso la Vardera che va incontro con il petto Bongiovanni in mezzo a 2, va giù, calcio di punizione, fallo di Bongiovanni sulla Vardera. Vediamo chi batte. La Vardera potrebbe essere una soluzione interessante, lui che ha anche il piede piuttosto caldo, una traversa beccata nel primo tempo, forse addirittura un incrocio dei pali. Vai capo! Signora Alessi dice alla Vardera: batti quando fischio io. Allora, la rincorsa sembra essere quella di un cross per la Vardera. Vediamo se invece magari cambierà idea per trovare la porta. Più probabile un cross, però. La Vardera va sul secondo palo, forse un po' troppo. Ci va Longo, allontana Bongiovanni come può. Usa con le mani Cerniglia. Capozzucchi, Muzzo allarga dalle parti del compagno, c'è Messina, anzi Aiello che mette un pallone dentro Mendola, di testa alla sponda, Tripoli si gira, calcio verso la porta, tra le braccia di Romano, però Tripoli le deve provare questo genere di occasioni. Si era girato molto bene Tripoli in una delle pochissime occasioni che sta avendo il 22. Romano adesso allunga il campo. Sancare. Poi palla fuori, non preciso questa volta. Zummo. Aiello, aggancio non è perfetto, infatti richiama ancora il portiere che va con il rilancio lungo. Cerniglia, aggancio a seguire che salta anche Valenza, poi guadagna una rimessa laterale, anche un piccolo momento per rifiatare per i compagni quando siamo entrati adesso nell'ultimo terzo di gara, perché siamo al minuto 61. Aiello, battuta lunga con le mani, testa a Giuliano, regalata però a Cerniglia. Poi Messina con il sinistro, vede Mendola, guarda un attimo la porta, poi allarga il gioco, la Vardera rientra, va sul destro, vediamo se calcia, va sul secondo palo, cerca lì del traversone che va lontana, poi anche con Cialdi, con il tackle di Aiello sul pallone, da dietro poi l'intervento di Spinola, si continua, Sangare allunga e allarga soprattutto dalle parti di Micoli che la controlla molto bene, poi sulla posizione che arriva adesso, traversone dentro, allontana di testa Muzzo, poi con Cialdi mette la palla giù, finta, va sul destro, chiuso ancora da Aiello per un rimpallo, favorisce, allarga perché sulla destra c'è Bongiovanni che traversa, che fa un traversone e poi trova il piede soprattutto di La Vardera. Calcio d'angolo. Zummo dà il pallone a Concialdi che dovrà battere, chiaramente non ha fretta di battere il numero 23. Rimane solo Crivello giù, anche Bongiovanni in realtà adesso sta arrivando, anche perché la Vardera è pronto a ripartire per un eventuale contropiede. Concialdi, traversone dentro, saltano tutti,
E l'ultimo tocco però è maglia nera e dunque rimessa dal fondo per il Missile Mary. Zummo sceglie la fascia destra presieduta da Aiello. Mendola, Lavardera, velo geniale, Tripoli, Torres, poi Mendola, forse c'è un fallo, Rudongia si continua di prima, Lavardera entra dentro la rigore, si ricorda il vantaggio, palla è dentro con l'esterno, palla che rimane lì, che allontana Concialdi, che mette una pezza gigantesca, perché con la Misimeri è andato veramente vicinissimo al pareggio. Non c'è nessun cartellino però, dopo forse qui ci poteva anche stare una ripartenza in realtà. Sarà quindi calcio d'angolo, Aiello lascia lì il pallone, anzi è Longo che lascia lì il pallone alle 10, Ivan Lavardera che probabilmente pescherà in mezzo uno dei compagni. Traversone, palla dentro, casca giù, non c'è nulla, poi stava anche colpita mentre stava per cadere a terra Capozzucchi. Si chiedeva un calcio di rigore ma il signor Alessi era molto vicino. Adesso dice anche a Romano di velocizzare sulla battuta perché effettivamente più e più volte ha perso dei secondi importanti e chiaramente esperienza anche questa. Però adesso il signor Alessi forse non lo tollera più. Romano va a lungo come sempre a cercare Bongiovanni che la spizza di testa, poi Muzzo la controlla con un po' di difficoltà, Lavardera apre verso Tripoli, Torres, non c'è nulla. La magliettina la tira tutta. Lancio lungo, preciso di Giuliano verso il compagno, palla dentro per Spinola che non è arrivato con il tempismo a calciare i colpi a tone, forse stava lasciando il pallone addirittura al compagno che stava arrivando, non si sono capiti e qui l'ha sfruttata male sulla palla comunque molto intelligente di Zelazar che aveva messo un traversone importante dentro. Muzzo si concede anche il dribbling su Micoli, poteva però forse allargare il gioco, lo fa soltanto adesso verso Lavardera di prima, si gira benissimo Mendola, che giocata, apre col destro, Rudongia rientra, non riesce a calciare, poi Longo mette dentro ancora Rudongia anticipato da Concialdi che fa valere la sua agilità, ma qui Rudongia poteva forse anzi calciare. E qui è stato anche invitato dalla panchina a calciare, Rudongia non se l'è sentita, voleva rientrare forse sul mancino per calciare sul palo lontano, non l'ha fatto e qui forse avrebbe dovuto in realtà. Longo prova una traversone dentro, allontana poi anche Spinola. Forte! Si sono ripartiti! Anticipo Capozzucchi, dopo che la tocca anche Spinola, Concialdi si accontenta di una rimessa. Oh, già come c'era la velocità. Nel frattempo anche le tecniche dire cosa ancora a Pedro Torres che dice però al mister lo so, non abbiamo capito di cosa si trattasse, forse qualcosa sulle marcature. Nel frattempo si torna in campo ancora a battagliare con Concialdi, palla che rimane lì, Cernia la fa sua come sempre, Rudongia buono qui la sua aggancio, sponda e palla dietro. Lavardera rientra, Lavardera verso Longo, la controlla, non era facile, c'è anche Zelazar veloce vicino a lui, qui sbaglia il dribbling, forse anche un pizzico stanco qui Longo, ha corso veramente tanto in questi 67 minuti, l'anticipo di Muzzo su Micoli, oggi tanta difficoltà per il 9 oggi per girarsi, messo in difficoltà, ancora però nessun cambio in questi minuti. Pallone tra le braccia con Zummo che dice di velocizzare i suoi avversari, ma non hanno fretta chiaramente. Micoli
Palla di Zalazar verso Concialdi, chiuso prontamente, perché si concede anche un dribbling qui. Capitan, anzi non era Capozzucchi, non era Cerniglia, poi lotta Messina, è entrato bene nel 2006, poi allontana come può Valenza, senza badare all'estetica, qui soltanto efficacia. Aiello va dietro perché c'è Capozzucchi, c'è largo anche Muzzo, la riceve adesso Micoli, va incontro ma solo per qualche istante, poi Mendola contro Sangaré, va al centro, si appoggia a Tripoli, accorcia anche Crivello, poi Mendola con Cialdi mette il piede, favorisce quasi la Vardera, ma soprattutto Bongiovanni. Giocala! In rimessa laterale con la Vardera, sicuramente sarà una rimessa lunga per tentare una sponda delle torri, lo fa adesso, poi Valenza allontana Bongiovanni, la Vardera mette il fisico in maniera irregolare, nel frattempo fatto un cambio dentro Di Gaudio. Dentro Antonio Di Gaudio, vediamo chi esce, forse o Micoli o Spinola, e infatti esce Spinola con Di Gaudio che giocherà sicuramente come seconda punta. Inizia la partita anche l'ex Parma, Avellino, Carpi, insomma, carriera importante anche per lui. Primo gol in Serie A contro l'Inter, tra l'altro, insomma, un avversario non banale. Fuori Spinola, dentro Antonio Di Gaudio. Alle minuto 69, mancano 20 minuti, ma qualcosa si recupererà sicuramente. Romano cerca una delle più che classiche seconde palle, non ne la trova perché c'è la scommessa di Muzzo, poi Sangaré con fisico. Adesso Torres. Micoli la controlla col fisico, lo porta lontano Muzzo, trova anche un traversone, poi Di Gaudio non ci arriva, Messina in anticipo, palla gettata in avanti, la controlla Giuliano, è un passaggio preciso su Concialdi, non sbaglia praticamente mai nel possesso l'Athletic, questa è una grande fortuna chiaramente perché riescono sempre a uscire illesi dalle situazioni anche più difficili, quelle di pressione alta. Messina sta facendo comunque una buona partita, però al momento il risultato non sorride con 0-1 sul tabellino. Sangaré chiude la Vardera, Rudongia. 20 minuti. Poi mister Napoli col pallone tra le braccia tra Bongiovanni. Va sul fondo. Bongiovanni rientra bene sulla Vardera, lo salta, va ancora dentro. Bongiovanni in mezzo a tre, traversone dentro, chiude bene la difesa. Poi la Vardera va giù e qui si prende un calcio di punizione. Zummo con Muzzo per battere. Adesso avanza anche Mendola nelle posizioni più avanti con Muzzo che infatti dice al compagno di salire, anche mister Napoli dice a Mendola di giocare un po' più in avanti e non stare così corto in fase difensiva. Muzzo, Mendola con il sinistro, apre bene per anticipo di Torres, ancora una volta puntuale, Tripoli non ci è riuscito a tenerlo lì. Oggi si sta sentendo veramente tanto la mancanza di Gomez Ricciulli, probabilmente il giocatore più pericoloso del Don Carlo Misilmeri e tra i giocatori anche più forti di questo campionato. Con la sua velocità, la sua imprevedibilità, è sempre una spina nel fianco per tutte le difese ed inizio anno è sempre stato un fattore positivo per il Don Carlo Misilmeri. Oggi la sua assenza però si sta veramente sentendo tantissimo. Zummo, rilancio per il controllo col petto di Bongiovanni,
poi la Vardera la batte rapida Tripoli, poi Mendola con il mancino trova Cerniglia che può calciare da fuori, deviazione e la palla non entra, l'ha toccata forse Valenza se non abbiamo visto male. Ci ha provato Cerniglia, ha fatto bene a provarci, ma la deviazione non lo ha favorito. Calcio d'angolo, però continua ad attaccare Giancarlo Misilmeri. E va la Vardera, palla dentro, in testa non stacca bene Cerniglia. C'era anche Tripoli dietro alle spalle, non l'ha visto Cerniglia. Minuto 73 di gioco, 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. È una gara veramente bellissima, ma ancora aperta a tutto e possiamo vedere tante emozioni ancora. No, signore! Nel frattempo Romano vuole cambiare il pallone. Oh, fanno buffonate, cazzo! Con Romano che adesso deve battere. Buffone! Oh! Va Romano, sicuramente lungo. Oh, siete fenomeni, fate queste cose! Siete fenomeni! Rilancio lungo, gioco fermo praticamente più di 30 secondi. I ritmi così si spezzano però e non ne favoriscono il Giancarlo Misilmeri che deve per forza cercare di aumentare un po' l'intensità. Rudongia, buona sponda qui. Cerniglia vede largo Aiello, entrato nel primo tempo al posto di Costantino, ma con grande personalità. A freddo pure. Nel frattempo Longo commette fallo. Dai, Josef! Nel frattempo dai. c'è un altro giovane ad entrare, Josef Sherif. Vediamo al posto di chi, forse per Tripoli. Oh! Arbitro! Oh, ma perché non ti arbitro? C'è il cambio pronto con Sherif che dovrebbe subentrare. Fuori Longo, dentro Sherif. Longo una grande partita, classe 2007, un ragazzo dalle bellissime speranze. Tanto giallo per Capozzucchi, per proteste sicuramente. Basta, capo! Dentro Sherif, vediamo in che posizione. A destra dovrebbe essere. Le indicazioni di Mister Napoli sono state molto semplici. Entra, salta l'uomo, metti palla dentro. Insomma, ha fatto tutto Mister Napoli qui, che si augura che il giovane classe 2004 possa fare quello che lui ha chiesto. È un giocatore molto tecnico. Minuto 75. Ancora c'è tutto il tempo per giocare, 15 minuti, ma ci aspettiamo un recupero molto lungo perché tra interruzioni, perdite di tempo, qualcosina ce lo aspettiamo. Va Romano, cercare sempre un pallone lungo, testa spizzata, poi Capozzucchi non trova Mendola, trova però il dentro di Bongiovanni, pressione di Rudongia, va lungo, quasi ci stava arrivando, ha messo anche un pizzico in difficoltà, ma adesso si ritorna col possesso. Capozzucchi mette giù il pallone con il petto con tanta eleganza. Una grande partita per il difensore che, nonostante l'assenza di Costantino, che è il baluardo di questa difesa, si è preso tutta la leadership e con personalità ha giocato al centro della retroguardia. Cerniglia scivolata ed è anche giallo. Se l'era allungata qui Cerniglia. Oh, guarda come la c'è. Capo, lascialo stare! Gioco momentaneamente fermo. Nel frattempo tutti accerchiano il direttore di gara. Guarda che gli ha detto, guarda. Nel frattempo ancora Torres a parlare con
Tutrone. Da Crivello battere, minuto 77, si gioca poco adesso. Tante finte di Crivello. Esperienza anche questa. Torres sulla pressione indemoniata di Tripoli. Pronto un cambio. Minuto 77. Qui signor Alessi non sente le tante voci. Lo fa adesso. Entra con il numero 5 Martignato. Martinelli, chiedo scusa. 77 di gioco. Vediamo chi esce. Sembra Bongiovanni. Oh, dai! Fuori, quindi Bongiovanni. Una buona gara anche per il numero 8. Portalo Pierino, dai! Non ha fretta Martinelli di battere. Il risultato è di 0-1 di fatti. Oh! Palla alta, Sangare di testa. Sovrasta tutti ancora una volta. Poi Muzzo cerca di allontanarla come può. Testa di Torres. Sangare! Qui Muzzo lo travolge. Molto dolorante. Si tocca anche la testa. Entra lo staff medico dell'Athletic. Negli ultimi 10 minuti si è giocato veramente pochissimo, tante interruzioni, forse un po' troppe anche. Nel frattempo mister Napoli a parlare con Roy Rudongia per probabilmente dirgli qualcosina negli ultimi metri, ovvero calcia. Perché lui cerca tanto i compagni, cerca tanto le sponde, è un giocatore che fa tanto lavoro sporco, però ogni tanto bisogna forse essere un pizzico egoisti e cercare la porta. Rudongia sicuramente ha delle grandi qualità da quel punto di vista, però un attaccante deve calciare. Da lì forse è meglio calciare che passare la palla alle volte. Insomma, discorsi di attaccanti questi sicuramente. Nel frattempo si è rialzato Sangaré, molto dolorante, però tutto ok fortunatamente per il 38, buona gara. Sarà calcio di punizione, quindi con Valenza. Minuto 80 di gioco, mancano 10 minuti alla fine del match. Con Valenza che guarda i compagni al centro. Traversone dentro, Zummo blocca. Non ci sono problemi per l'esperto portiere che va subito al rilancio. Ottimo, Sangaré buca. Forse con il braccio lo tocca. Non c'è giallo però. Vedi Gaudio restituisce il pallone. Andrà la Vardera. Andrà la Vardera. Poi mister Napoli chiama Cerniglia, come a dire forse scaricatela lì, ma la Vardera va in mezzo, colpesa, non salta nessuno, poi c'è una mischia, si chiede anche un calcio di rigore con Aiello a terra. Non c'è nulla per il direttore gara, il signor Alessi della sezione, ricordiamo, di Palermo, che lascia continuare. Serviva qui forse una deviazione, perché la Vardera aveva messo una palla molto molto precisa. Romano. Forza Sanga! Lotta lunga a cercare colpesa di Nicoli, va giù scontro ed è anche giallo ed è rosso. Cartellino rosso in casa Don Carlo Visilmere. Ma perché c'è non già fatto niente? Per Capozzucchi. E dunque adesso mister Napoli ha perso Costantino, ha perso Ricciolli, ha perso Romano e ha perso anche Capozzucchi. Cartellino rosso, forse una gomitata, forse, però bisogna riguardare le immagini, perché c'è stato sicuramente un contatto tra i due. Da qui l'unico motivo potrebbe essere una gomitata per estrarre il rosso, quindi pensiamo proprio di sì.
E dunque termina in 10 contro 11 la gara del Misilmere, che oggi insomma ha giocato una buona gara, però troppi episodi. Calcio di punizione. De giallo intanto per Romano. Calcio di punizione quindi con Concialdi sul punto di battuta. Vediamo anche Sheriff che si allontana adesso, va forse in barriera o forse semplicemente a difendere. No, viene indicato da Cerniglia come barriera, quindi Sheriff in barriera è l'unico al momento messo da Zummo, minuto 83. Va Concialdi, palla dentro, lontani di testa Muzzo, poi palla che rimane ancora lì, lontana da Cerniglia. Sarà in cielo Sheriff ma non tocca il pallone in maniera positiva. Palla ancora dentro, di testa rimane ancora lì dentro. Di Gaudio non arriva sulle facili tapine e allontana. Ha avuto una grossa occasione di chiudere la partita l'Athletic Club, ma un intervento del difensore, se non abbiamo visto male Muzzo, ha salvato tutto. Concialdi, Pescamicoli ed è calcio di punizione per fuorigioco. Lavardera cerca un passaggio sui compagni, in anticipo Torres, poi Lavardera va a riprendere con prepotenza, col tacco si gira, che giocatore Lavardera ancora, però si è intestardito, con Cerniglia che lo chiama a gran voce di scaricare il pallone prima. Torres, lancio lungo con troppe pretese, nel frattempo Cerniglia rimprovera Lavardera e dice: Ivan, esci la prima questa palla. Rientra qui tanta personalità di Aiello che va giù, però non gli va bene perché la palla è conquistata dall'Athletic. Micoli la controlla male, Lavardera la porta all'interno, falloso. Martinelli si scontra con Cerniglia. Calcio di punizione, Zummo la vuole buttare in avanti. Zummo, rilancio sul secondo, sponda di testa direttamente dalle braccia di Romano. Ha fatto un buono stacco qui Muzzo, che è rimasto l'unico difensore dei titolarissimi in campo, perché Capozzucchi è stato espulso e Costantino è uscito fuori per infortunio, quindi insomma è rimasto l'ultimo baluardo difensivo del trio dello scacchiere di Mister Napoli. Poi chiederemo anche nel post partita cosa ne pensa dell'infortunio di Costantino, cosa sono le prime diagnosi. Tripoli va in pressione su Romano, palla lunga ancora, Mendola di testa, poi Lavardera, Sangaré in anticipo, cerca il rilancio verso Di Gaudio, chiude invece Aiello, poi Concialdi, Di Gaudio, la palla è stata sporcata, riesce comunque a prenderla, poi lo scatto di Cerniglia su Di Gaudio che è fresco ma non ci è arrivato. Sheriff, Aiello, adesso è Sheriff a giocare a centrocampo con Messina invece largo sulla fascia. Lavardera, il velo, Sheriff allo spazio, può puntare, veloce, Sheriff va sul sinistro, entra in rigore, Sheriff si allarga forse un po' troppo, poi traversone dall'ottimo intervento di Torres con Sheriff che poteva forse attaccare l'interno, non l'ha fatto, ha scelto l'esterno. E calcio d'angolo con Lavardera che vuole tutti dentro. Traversone dentro, non arriva Aiello, si era anche forse qualche trattenuta, ma da ambo le parti. Viva! Primo palo! Sono tutti alti, cazzo! Se c'è qualche altro cambio, forse sta per entrare Flores, vediamo, perché si sta per levare anche il Keway. Minuto 87 di gioco, con le mani
Rudongia fa un buon lavoro. Rudongia, traversone sul secondo palo, viene sporcata qui da Martinelli. Non è angolo, ma sarà rimessa laterale, quasi come un angolo, con Lavardera. Lavardera, palla lunga, di sta spizzata, rimane lì. Conclusione di Aiello! Aiello! Il ragazzino è entrato al posto di Costantino, non sbaglia e mette la palla in buca d'angolo, non può nulla Romano ed è 1-1, entra tutta la panchina. Il pareggio del Don Carlo Misilmeri con Aiello, l'uomo che probabilmente non ti aspetti e forse alla vigilia quello che meno avreste pensato potesse segnare ha invece fatto il gol più importante probabilmente della sua giovanissima carriera. 1-1. C'è anche un cambio, dentro Flores, minuto 88 di gioco, vediamo al posto di chi. Vinciamolo in 10 ora, dai! No! Si può fare a pezzi in merda! Pezzi in merda! Dentro Flores, fuori Sangaré, questo è il cambio dunque di mister Tutterone. 1-1, ma adesso ci aspettiamo anche un minutaggio abbastanza ampio per il recupero. Vediamo, Valenza. Suo portiere fallito, che pezzente! Portiere, parla! Concialdi va a chiudersi in rimessa. Rimessa con le mani, palla che rimane lì, viene controllata, mette dentro, forse deviazione, calcio d'angolo. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio, sia da una parte che dall'altra, sembra di no. Batte Concialdi, uno specialista dei calci piazzati, calci d'angolo, punizioni, insomma, sa battere un po' tutto. Salgono le torri, intanto il pareggio è arrivato. Sono 4 minuti di recupero. Ci aspettavo forse un po' di più in realtà. Concialdi va dentro, allontana di testa, soffrendo Lavardera con le treccine oggi. Nel frattempo, palla delle Don Carlo Misilmeri dovrebbe essere, vediamo che la giocherà lei, non ha fretta di battere adesso la squadra di casa. Potrebbe essere un punto importante che non cambia la classifica, la distanza rimane sempre quella, però dà anche morale, perché con l'infortunio di Costantino, in 10 uomini per l'espulsione di Capozzucchi, l'infortunio di Ricciolli, l'infortunio di Romano, insomma, diciamo che di cose negative ce ne sono state oggi per il Misilmeri, e ottenere un pareggio contro la capolista in queste condizioni credo che sia anche un buon risultato. Muzzo, buon lavoro qui su Miccoli, palla di Lavardera, Concialdi prende anche questa, poi di testa con Cerniglia. Valenza la rimette dentro, la tocca, la spizzata, anzi Muzzo allontana come può. Flores appena entrato, è fresco, potrebbe partire, scivolata di Mendola. Tripoli, spinto un po', Lavardera, è un contropiede, Rudongia è veloce contro Crivello però, che qui con tutta la personalità fa vedere perché giocava in categorie più alte, poi si vuole prendere un calcio di punizione ma non riesce. E allontana poi, più lontano che può Romano, palla alta, Muzzo, c'è la prima posizione di offside. Fuori gioco di rientro, mancano 2 minuti alla fine del match, si ricontinua, ricordiamo, fino al 94. Nel frattempo Rudongia e Crivello che si danno un batticinque, bel gesto. 85 minuti per una ufficiale. 85 minuti. Poi è molto arrabbiato Muzzo con il signor Alessi. Mettila dentro, cazzo! Andrà Zummo. Andrà molto lungo qui, direttamente
su Romano che blocca la palla, anche rimbalzato in maniera un po' complicata. Testa non la tocca Micoli, poi arriva Aiello di testa, buona gara con Cialdi e poi Messina mette una pezza come può e poi forse stende il suo avversario, non per il direttore di gara, che fa continuare quando siamo arrivati praticamente al 93esimo di gioco, manca 1 minuto e 20 con il Misilmeri anche in 10 uomini, ricordiamo, per l'espulsione di Capozocchi per una probabile gomitata. Non l'abbiamo visto molto bene, c'è stato un contrasto tra i due, pensiamo di sì, però Micoli, Cerniglia, poi pallonata dritta sul volto forse di Flores, e poi Zummo aspetta l'arrivo di Micoli per bloccare il pallone. Mancano ancora 40 secondi, chiede Mister Napoli che è terminato il match, ma in realtà c'è ancora da giocare un po'. Zummo guadagna tutto il tempo a sua disposizione. Zummo va a lungo a cercare Rudongia di testa verso Sheriff, Rudongia ancora la tocca, poi Valenza con Cialdi, testa di Mendola, poi Torres non precisissimo, lui invece Valenza che trova però la svirgolata da parte di Messina. Muzzo la tiene lì, la Vardera, mancano 10 secondi, poi Tripoli, Torres in anticipo, tutto regolare, palla al centro, Flores va incontro Mendola, forse l'ultima azione con Cialdi e poi fischietto in bocca e va bene così, finisce 1-1 il big match di questa 12ª giornata del campionato di eccellenza tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo. 1-1, questo il risultato. Una partita veramente molto molto bella, divertente, con tanti capovolgimenti di fronte. Siamo curiosi di sentire le risposte dei due allenatori che nel post match, ricordiamo, interverranno alle nostre domande per il post match. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Gennuso di Sportissimi è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima!